La popolazione in età scolastica è quella con l'incidenza maggiore di contagi in Friuli Venezia Giulia, soprattutto la fascia 6-10 anni è la più colpita, una situazione affrontata dagli assessorati regionali alla salute e all'istruzione. 7 contagi su 10 sono di difficile tracciamento perché molte persone rifiutano di dire con chi e dove sono entrate in contatto dopo la positività. L'allarme lanciato dal vicepresidente della regione Riccardo Riccardi. Un 73enne del Cividalese è stato condannato a 8 anni di reclusione. Il tribunale di Udine lo ha riconosciuto colpevole di violenza sessuale nei confronti di una bambina di 10 anni. Presentata la terza edizione di Sapremo, il progetto contro le dipendenze che coinvolge le seconde classi delle scuole superiori di Udine, in prima fila Gruppo Danieli, Questura, Prefettura, Azienda Sanitaria e Confindustria Udine. Stenta a decollare il protocollo anti-Covid firmato dalla Federazione per evitare di dover bloccare i campionati tra squadre che chiedono di rinviare e carte che non arrivano. Il caso di Buiese Maniago Vaillant. Buonasera e ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. Come avete sentito dai titoli, la popolazione in età scolastica è quella con l'incidenza maggiore di contagi in Friuli Venezia Giulia, in particolare la più colpita è la fascia 6-10 anni. Nella settimana dal 29 novembre al 5 dicembre sono stati accertati in regione 4.368 nuovi casi, dei quali il 20% in focolai a scuola. Senza il vaccino oggi la situazione sarebbe stata ingovernabile, ha detto il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi. Stiamo affrontando il periodo più difficile. Senza il vaccino la situazione oggi sarebbe stata ingovernabile, anche perché da 2 anni il nostro sistema sanitario è sotto pressione a causa del Covid e abbiamo 1 migliaio di professionisti in meno. Lo ha detto il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi questa mattina durante il tavolo di lavoro interistituzionale sicurezza e prevenzione Covid convocato dall'ufficio scolastico regionale. Nell'occasione è stato ricordato che nella settimana dal 29 novembre al 5 dicembre sono stati accertati in Friuli Venezia Giulia 721 focolai e 4.368 nuovi casi. Il 20% dei contagi fa riferimento alla popolazione scolastica. In questo specifico ambito i focolai sono stati infatti 191, le nuove positività 886. La maggior parte dei focolai è nell'area giuliano-isontina 74, seguita dal Friuli centrale 28 e dal Friuli occidentale 17. Per trovare le migliori soluzioni nella lotta al Covid-19 per le scuole del Friuli Venezia Giulia, ha detto Riccardi, siamo disponibili a stringere ancora il rapporto ristretto e diretto fra le singole aziende sanitarie, i dipartimenti di prevenzione e le articolazioni territoriali dell'ufficio scolastico regionale. Le misure individuate, ha precisato, andranno comunque adottate con gli strumenti a nostra disposizione nel rispetto delle indicazioni del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Le richieste e le segnalazioni puntuali avanzate dagli istituti presenti sul territorio, ha poi aggiunto l'assessore all'istruzione Alessia Rosolen, dovranno essere filtrate al fine di dare in modo rapido le risposte più adeguate. Per quanto riguarda l'origine dei focolai e il loro numero, nella settimana dal 29 novembre al 5 dicembre la scuola ne conta 119, l'ambito delle amicizie 85, il lavoro 62, le case di riposo 28 e le strutture ospedaliere 12. La popolazione in età scolastica è quella che registra la maggiore incidenza settimanale ogni 100.000 abitanti. Il valore più alto è nella fascia 6-10 anni, seguita dalle fasce 11-13 e 14-18. E sempre Riccardi ha spiegato come i tracciamenti sono sempre più difficili non solo per i numeri crescenti, ma anche per i comportamenti omertosi dei cittadini che non aiutano a ricostruire i contatti. 7 casi su 10 sono fuori dai focolai. Sul tracciamento dei casi Covid pesa il numero crescente di omertosi, cioè di cittadini risultati positivi che non collaborano per la ricostruzione della rete dei contatti. Così il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, commentando contagi e focolai che riguardano la popolazione scolastica. La popolazione scolastica determina anche il numero di focolai più importanti, in particolare in questa settimana, e c'è la complicazione anche delle attività di tracciamento che ovviamente sono condizionate dalla dimensione, ma soprattutto anche da quella categoria di persone che non dicono puntualmente quello che sta accadendo. Noi ormai siamo arrivati al 70% di case fuori da focolai, quindi è chiaro che questo diventa
diventa complicato. Un elemento di contenimento dell'infezione inevitabilmente porta alle quarantene e agli isolamenti. Purtroppo è un disagio col quale dobbiamo convivere, sperando che la curva riduca. Noi stiamo guardando questo effetto, chiamiamolo plateau, anche se molto alto. Questa è la settimana nella quale probabilmente saremo in grado di capire se l'infezione si sposta e quindi ci lascia a scapito di altri territori. Riccardi è intervenuto anche sulla campagna vaccinale, invitando le categorie prioritarie, alle quali sono stati riservati dei posti, a prenotarsi così da consentire di fare altrettanto a chi preme per la terza dose. Le due cose importanti da ricordare a chi ci ascolta sono: la prima, che le categorie prioritarie si prenotino per la terza dose, perché altrimenti noi abbiamo una quota di agende che sono riservate a loro e vediamo molte altre persone che vorrebbero vaccinarsi e vanno inevitabilmente a gennaio. La seconda, il 15 dovrebbero arrivare le soluzioni delle dosi per quanto riguarda le categorie 5-11 anni e quindi noi contiamo in quel fine settimana di aprire in 3 luoghi diversi, uno per azienda, dove vedere come cominciare questo lavoro sui bambini. Sono 5 nelle ultime 24 ore le vittime del Covid in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un 88enne di Ronchi dei Legionari, un 86enne di Pordenone, un 81enne di Sacile, un 80enne di Azzano Decimo e un uomo di 74 anni di Codroipo. I pazienti ricoverati in terapia intensiva scendono a 25 e scendono a 297 quelli curati in altri reparti. 673 i nuovi casi, da oltre 5.200 tamponi molecolari, 12,34% di positività, e da 6.940 test rapidi. 9 casi tra i dipendenti delle aziende sanitarie, 2 tra operatori delle case di riposo e 3 tra nonni e nonne ospiti. 7.700 le persone in isolamento. In Friuli Venezia Giulia nella settimana dall'1 al 7 dicembre si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 661 contro 586 della settimana precedente. E si evidenzia un aumento dei nuovi casi pari all'11,3% rispetto alla settimana prima. Sopra la soglia di saturazione i posti letto in area medica 24%, in terapia intensiva 16% occupati da pazienti Covid. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sull'andamento della pandemia in regione. Per quanto riguarda l'incidenza dei nuovi casi per 100.000 abitanti, nell'ultima settimana Trieste segna ancora una volta il valore più alto tra le province italiane, 694. Gorizia registra 377, Pordenone 365, Udine 244. Secondo il monitoraggio della Fondazione, la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale in Friuli Venezia Giulia è pari al 75,9%, media italiana 77,3%, a cui si aggiunge un ulteriore 2,9% con solo prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 34,5%. E la maggior parte dei pazienti ricoverati in terapia intensiva Covid di Udine accoglie persone non vaccinate. Chi si è sottoposto all'inoculazione e si ammala, per lo più persone anziane, guarisce prima. Terapia intensiva 2 Covid dell'ospedale di Udine piena al 100%, con la maggior parte dei pazienti ricoverati che non sono vaccinati. Attualmente abbiamo 13 pazienti che sono un numero costante ormai già da quasi un mese. Riusciamo ad accogliere mediamente 1-2 pazienti al giorno e altrettanti 1-2 riusciamo a trasferirli presso le strutture di semi-intensiva pneumologica oppure di malattie infettive, oppure anche per quelli negativizzati presso altri presidi della regione. Da quando abbiamo iniziato l'attività con i pazienti in tempo di vaccinazione, la percentuale sostanzialmente si aggira sempre intorno al 20-25% di pazienti vaccinati, quindi il 75% di non vaccinati. Devo dire anche che i vaccinati che possono sviluppare la malattia polmonare, quindi la polmonite, tendenzialmente vanno un po' meglio rispetto ai non vaccinati, che vuol dire che comunque la vaccinazione ci dà una mano anche nel trattamento del paziente stesso. Devo dire anche che il paziente non vaccinato mediamente ha anche un'età media
è un po' più bassa rispetto a quello del vaccinato. Per dire, i non vaccinati mediamente hanno un'età intorno ai 65-67 anni, i vaccinati invece hanno un'età più avanzata, intorno agli 80 anni. Sta rientrando l'emergenza al reparto neuro-Covid dell'azienda sanitaria Friuli Centrale, uno dei pochi centri specializzati in Italia per trattare le conseguenze lasciate nel lungo periodo dal virus. Oltre ai disturbi legati all'olfatto e al gusto, sono state riscontrate diverse patologie gravi a partire dall'ictus. Era esattamente poco più di un anno fa, eravamo a ottobre del 2020 e il nostro ospedale era in una situazione di profonda pressione, diciamo, dal punto di vista della malattia, dell'infezione. Per cui la clinica neurologica fu trasformata appunto in reparto Covid e fu l'occasione per noi di dare un aiuto innanzitutto molto concreto, una qualità di cure ai numerosi pazienti con problemi neurologici. Abbiamo scoperto essere anche una malattia del sistema nervoso proprio. Quello che abbiamo osservato sono stati i pazienti nei quali a causa del processo infiammatorio che si determinava, a causa delle alterazioni dell'endotelio, a causa delle modificazioni della coagulabilità del sangue, abbiamo avuto tanti ictus e gravi ictus legati proprio al Covid. Poi abbiamo avuto delle patologie infiammatorie come la poliradicoloneurite acuta, detta anche sindrome di Guillain-Barré, ma abbiamo osservato anche cose più strane. Un caso solo per dire di miastenia, che è una malattia autoimmune scatenata, ecco, oggi per fortuna siamo in una situazione diversa. L'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ha organizzato l'apertura di 2 sedute speciali per le vaccinazioni anti-Covid a Tolmezzo, al Palatennis e Judo di Via Marchi sabato 18 dicembre e a Tarvisio al Palazzetto dello Sport domenica 19 dicembre. Le sessioni vaccinali saranno organizzate con orario continuato dalle 9 alle 19. Sono previste 1.400 somministrazioni di sole terze dosi per ogni giornata che si possono prenotare solo dalle farmacie del territorio di afferenza e dal CUP dell'ospedale di Tolmezzo. Per agevolare le procedure vaccinali che si svolgeranno su 8 sessioni è consigliato presentarsi con il modello di consenso compilato e la tessera sanitaria. Accordo trovato tra ASFO e sindacati del comparto sanità nell'incontro di conciliazione davanti al prefetto di Pordenone. L'azienda ha garantito la proroga dei contratti in scadenza, soddisfatti CGIL, UIL, Nursind e RSU aziendali. È stato proficuo l'incontro di conciliazione tra azienda sanitaria e i sindacati del comparto, CGIL, UIL e Nursind, svolto oggi a Pordenone alla presenza del prefetto Domenico Lione. Un incontro chiesto dalle parti sociali che avevano dichiarato lo stato di agitazione a fine novembre per affrontare la carenza d'organico e la riorganizzazione del personale ASFO sul fronte della pandemia. L'azienda guidata dal direttore generale Joseph Polimeni ha garantito la proroga dei contratti in essere e una serie di impegni che hanno soddisfatto i sindacati. Abbiamo ottenuto la proroga dei tempi determinati in scadenza il 30 dicembre sino a giugno 2022, la revisione dei fabbisogni del personale dell'azienda sanitaria, nonché l'assunzione di tutto il personale cessato a qualsiasi titolo. Siamo soddisfatti anche perché da ricordare che dopo che abbiamo proclamato lo stato di agitazione, il giorno dopo l'azienda sanitaria ha decretato l'assunzione di 39 infermieri a tempo indeterminato. L'appuntamento adesso è a febbraio per fare il punto sulla situazione di quanto abbiamo sottoscritto, ma soprattutto della revisione dei fabbisogni aziendali. Voltiamo pagina. Mondo delle costruzioni in lutto. Si è spenta a 62 anni l'imprenditrice Paola Valle. Ad annunciare la sua scomparsa la mamma Maria, le sorelle Carla e Daniela con Antonio e l'adorato nipote Alberto e il compagno di vita Alessandro. I funerali avranno luogo sabato 11 dicembre alle 14 nella chiesa di Enemonzo partendo dall'ospedale di Udine. Paola Valle fino al 2020 è stata presidente di ANCE Udine, ma il suo contributo lo si ricorda anche nella Cassa Edile e nel Consiglio Generale di Confindustria Udine. Una donna carismatica, elegante, concreta, con idee decise e capacità di condivisione, devotissima al lavoro. La ricorda così la presidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli, esprimendo il cordoglio dell'associazione.
E la discussa manifestazione Novax non autorizzata che si è tenuta ieri al Sacrario di Re di Puglia ha generato diverse reazioni nel mondo della politica, a partire dal presidente della regione, Massimiliano Fedriga, intervenuto sul tema Radio 24. Vuol dire che si è perso anche il rispetto per la nostra storia e per quello che rappresenta il Sacrario di Re di Puglia. Che venga utilizzato e strumentalizzato così lo reputo estremamente grave, ha detto Fedriga. Stiamo vedendo una degenerazione di persone che legittimamente la possono pensare anche in modo diverso, irrazionale dico io, ma l'irrazionalità è legittima, non si può però arrivare ad eccessi, provocazioni e offese come a Re di Puglia. Temo che ci stiamo rassegnando anche a questo clima d'odio, di violenze e di minacce, ha concluso il Presidente. Il caso approda anche in Parlamento. La deputata Sandro Savino, coordinatrice regionale di Forza Italia, ha infatti presentato un'interrogazione parlamentare sull'adunanza che ha richiamato oltre 400 persone ai piedi del cimitero militare monumentale, definendo irresponsabile le manifestazioni Novax. Cambiamo argomento. Un 73enne del Cividalese è stato condannato a 8 anni di reclusione. Il Tribunale di Udine lo ha riconosciuto colpevole di violenza sessuale nei confronti di una bambina di 10 anni. Le aveva detto di essere un amico del padre e poi aveva costretto una bambina di 10 anni a compiere e subire atti sessuali. Per questo il Tribunale di Udine ha condannato Riccardo Dreosti, di 73 anni, residente nel Cividalese, a 8 anni di reclusione e a un risarcimento di 30.000 euro. Secondo l'accusa, sono 3 gli episodi nei quali l'uomo, già condannato per simili reati, aveva approfittato di lei. Il primo risale al giugno 2012, quando, durante una festa paesana, l'aveva tirata in un giardino quando si era allontanata dai genitori, con la scusa di essere un amico del papà. Nelle settimane successive aveva approfittato del fatto che la bambina fosse sola e, mentre lei entrava in casa, l'aveva seguita all'interno. Infine aveva tentato di baciarla mentre si trovavano sotto il terrazzo di una casa abbandonata, dove la piccola l'aveva accompagnato per fare alcune fotografie su richiesta del padre, ignaro di quanto è accaduto precedentemente. Questa volta però la vittima, rappresentata dall'avvocato Rosi Toffano, si era opposta. Solo 4 anni dopo troverà la forza di raccontare l'accaduto alla polizia di Cividale. Difesa, spiega il legale dell'uomo, l'avvocato Marco Florit, ha insistito sulla circostanza che la vittima colloca i fatti in un periodo nel quale Dreosti era in carcere. Inoltre, la Corte ha escluso le circostanze aggravanti. Valuteremo il ricorso in appello, conclude, dopo la lettura delle motivazioni. Nel 2020 aveva investito un uomo mentre attraversava le strisce in piazza Cussignaco, accusato di omicidio stradale, ha patteggiato una pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione. Investì un uomo di 89 anni in piazza Cussignaco, provocandone la morte. Ha patteggiato 1 anno e 4 mesi di reclusione con la sospensione condizionale. È la pena applicata oggi dal GUP di Udine Emanuele Lazzaro nei confronti di Farkedin Barimi, tunisino di 45 anni, residente in città, la cui auto, il 31 luglio 2020, travolse Giuseppe Scrufari. Quella sera la vittima stava attraversando la piazza del paese camminando sulle strisce pedonali quando la vettura, procedendo verso la città a 46 km/h, dove c'è il limite dei 30 all'ora, lo ha urtato facendolo cadere a terra e causandone il decesso. Giuseppe Scrufari, originario della Calabria, era un commercialista in pensione molto noto nel capoluogo, dove è stato anche direttore delle dogane. Siamo alla cronaca. Un uomo è rimasto intossicato ieri sera nella sua casa di Trepo Carnico dopo aver respirato il fumo della combustione prodotta da un principio di incendio causato da una coperta lasciata appoggiata a una stufa a pellet. L'uomo è stato portato all'ospedale di Tolmezzo per accertamenti, grave ma non è in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco di Tolmezzo. E 2 giovani di Cividale sono stati soccorsi dopo essere rimasti bloccati nel posteggio del museo all'aperto del monte Kolovrat in Slovenia, a pochi chilometri da Drenchia. A dare l'allarme nel cuore della notte è stata la mamma di uno dei 2. Le precipitazioni nevose abbondanti, che in poco tempo hanno creato una coltre di mezzo metro, hanno impedito loro di far rientro a casa. I vigili del fuoco sono partiti su 2 pick-up e sono stati aiutati da un mezzo spazzaneve di una ditta privata di San Pietro al Natisone. Hanno raggiunto i ragazzi che sono stati tratti in salvo e stanno bene. Autostrada chiusa da mezzanotte fino alle 6 di oggi tra Udine Nord e Coccao a causa della caduta copiosa di neve all'altezza del valico, vietato il transito per i soliti mezzi pesanti superiori a 75 quintali. Lo ha disposto il COA in accordo con la Polizia Stradale e Autostrade per l'Italia. Non si sono verificati fortunatamente incidenti. Macchine invece danneggiate da un'auto pirata questa mattina ad Udine, attorno alle 7:45 circa. Un conducente ha attraversato via De Rubeis colpendo alcune auto posteggiate a lato della strada di Borgo Stazione. I rumori sinistri e gli specchietti saltati hanno richiamato l'attenzione di un residente che ha allertato la polizia locale.
Poco dopo una passante ha riferito agli agenti almeno 3 numeri di targa dell'auto guidata dal fuggitivo. Elementi questi che, uniti ai pezzi di carrozzeria trovati sull'asfalto e alle riprese delle telecamere di videosorveglianza, potrebbero aiutare gli agenti della municipale a individuare il responsabile dei danneggiamenti. Sparcasse, la Cassa di risparmio di Bolzano ha lanciato un'OPA sull'acquisto di tutte le azioni di Civibank, l'ultima banca friulana rimasta. Potrebbe così nascere uno dei maggiori gruppi bancari d'Italia. Sparcasse ufficializza l'OPA sulla banca di Cividale, l'ultima banca friulana rimasta, di cui detiene già il 17%. Il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Bolzano ha deliberato all'unanimità di procedere a richiedere l'autorizzazione per l'assunzione di una partecipazione di controllo in banca di Cividale e al contempo lanciare un'offerta pubblico di acquisto sulla totalità delle azioni Civibank. Il prezzo di offerta è di 6,50 € per azione, incorpora un premio del 22,64% rispetto alle quotazioni del periodo decorrente dal 15 ottobre al 3 dicembre di quest'anno e del 21,02% rispetto alla media dei prezzi degli ultimi 12 mesi. Se il progetto andasse in porto, nascerebbe un nuovo gruppo bancario formato dalle 2 banche che resterebbero entità giuridiche distinte con sede in una delle 2 regioni del nord-est. Il nuovo gruppo, in termini di quote di mercato nel territorio di riferimento, si posizionerebbe immediatamente dopo i 4 principali gruppi bancari nazionali. Il nuovo gruppo potrà contare su un totale di bilancio a livello consolidato superiore ai 16 miliardi di euro e un totale di masse amministrate pari a 26 miliardi di euro. Al 30 giugno 2021 Sparcasse e Civibank hanno rispettivamente 1271 e 583 dipendenti, mentre il numero di filiali è rispettivamente di 106 e 64. La Banca di Bolzano, stando alla semestrale, in cui ha realizzato utili per 42 milioni, attivi per 11,1 miliardi, crediti per 6 miliardi e mezzo e una raccolta totale di 11,8 miliardi. Civibank conta attivi per 5,4 miliardi, crediti per 3,4 miliardi e una raccolta totale di 4 miliardi e mezzo. I parcheggi delle strutture coperte del territorio comunale di Udine saranno gratuiti nei weekend dell'11-12 dicembre, 18-19 dicembre e 8-9 gennaio. Gli impianti interessati sono 7: Tribunale, Magrini, Andreuzzi, Moretti, Caccia, Piazza Primo Maggio e Piazza Venerio. I posti a disposizione sono complessivamente 2.600 al netto degli abbonamenti. Lo ha deciso la Giunta Comunale per incentivare la fruizione dell'offerta turistica della città senza l'assillo del ticket. Accanto alla forma dell'infinito di Casa Cavazzini sono previste diverse iniziative, tra le quali i 50 presepi in esposizione nella chiesa di Sant'Antonio Abate e la pista di patinaggio in Piazza Venerio. A Gemona, l'area che un tempo ospitava la manifattura diventerà un incubatore di imprese che operano in campo sportivo. L'intervento previsto è di 18 milioni di euro. L'iter di progettazione partirà entro un paio di mesi grazie al finanziamento di 500.000 euro stanziato dalla Regione. È il primo passo per poter accedere ai fondi europei del PNRR. Vediamo. La Regione finanzierà con 500.000 euro la progettazione di un incubatore di imprese, lo Sportland Life Factory, che il Comune di Gemona intende realizzare attraverso la ristrutturazione e la rigenerazione dell'edificio ex manifatture. Lo comunica il sindaco Roberto Revelant, sottolineando che questo è il primo passo per poter accedere successivamente a fondi europei. Il Comune ha acquistato per poco più di 300.000 euro l'area in disuso da anni, che ha una superficie di oltre 24.000 metri quadri, di cui oltre 12.000 coperti, sui quali prevede di sviluppare 3 campi di intervento: sport e salute, telemedicina e area test dotata di impianti sportivi, con lo scopo di favorire lo sviluppo delle imprese che interagiscono con il mondo dello sport e che intendono lavorare su modelli innovativi per la ricerca di base applicata condotta in sinergia tra università e imprese. Nell'edificio, concepito per un uso misto produttivo artigianale ed eventuali aree di commercializzazione, sono previsti spazi dedicati a laboratorio, aree di prova e sviluppo dei prodotti, superfici destinate ad attività motorie connesse alle attività di laboratorio, spazi di servizio comune e locali tecnici. Gemona, insieme ad altri 14 comuni, è capofila del progetto Sportland, che, facendo leva sulla presenza del corso di laurea in scienze motorie, intende valorizzare ulteriormente il territorio arricchendolo di questa struttura, la cui realizzazione prevede una spesa di oltre 18 milioni di euro. L'iter partirà entro i primi mesi del 2022 e i lavori l'anno successivo. Si chiama Uva ed è il primo prosecco sostenibile in tutta la filiera produttiva. A produrlo la cantina La Delizia di Casarsa, che oggi lo ha presentato.
La cantina di Casarsala Delizia, tra le prime 10 realtà nazionali per la produzione di spumanti, ha realizzato il primo Prosecco DOC sostenibile, non solo nel vino ma anche nelle componenti della bottiglia. Il vino, ottenuto dalla vendemmia 2021 ed è prodotto da uva interamente sostenibile, quindi certificato dal Sistema di Produzione Nazionale, qualità integrata, dopodiché si passa al vetro, leggero, 86% di riciclato, passiamo poi al tappo con un basso contenuto di CO2, quindi l'etichetta, una carta riciclata all'80% contenente un 15% di materia prima proveniente dalla vinaccia. Contestualmente è stato presentato anche il nuovo Company Profile della Delizia, che racchiude le linee guida aziendali 2021-2023, impreziosito dalle fotografie di Elio Ciolle e Francesco Galiffi. Un'azienda come la Delizia, che abbraccia 2000 ettari di territorio del Friuli Venezia Giulia, ha la responsabilità di prendere anche delle misure innovative per quanto riguarda il futuro della propria agricoltura. È stata presentata oggi la terza edizione di Sapremo, il progetto contro le dipendenze che coinvolge le classi seconde delle scuole superiori di Udine, in prima fila Gruppo Danieli, Questura, Prefettura, Azienda Sanitaria, Confindustria Udine. Sapremo continua ad essere al fianco dei giovani. È stata presentata a Palazzo Toriani la terza edizione del progetto che coinvolge i ragazzi delle classi seconde delle scuole superiori della provincia di Udine per sensibilizzarli sul tema dei rischi connessi all'uso delle sostanze e a promuovere una cultura della cittadinanza attiva, della salute e della legalità. Al momento di crisi classico che è l'adolescenza si è aggiunta una crisi maggiore. E quindi Sapremo si ripresenta nelle scuole con una formula un po' diversa, in una modalità di blended learning, quindi con dei contenuti multimediali che sono stati costruiti anche grazie a Telefriuli, che ringraziamo, e a tutti i partner di progetto già storici. Quelli portati avanti da Sapremo sono temi strutturali, temi della società. Era ed è impossibile stare fermi, inermi, quando una ragazza muore per overdose nel bagno di una stazione, ha affermato il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, riferendosi al fatto di cronaca che nel 2018 ha spinto l'allora questore di Udine Claudio Cracovia e il presidente della Danieli Gianpietro Benedetti a porre le basi del progetto Sapremo. Nel 2018 si è deciso di procedere con un progetto impattante che andasse veramente a lavorare sugli esempi dei nostri ragazzi per fargli capire che c'è speranza, che se si discute si può trovare la soluzione a qualsiasi cosa, e l'importanza di questo progetto deriva anche dal fatto che non si lavora esclusivamente sui ragazzi ma anche su tutti quelli che sono i loro principali influenzatori, la famiglia e i docenti. Il progetto coinvolge Questura di Udine, l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, l'Ufficio Scolastico Regionale, Comune, Consulta Provinciale degli Studenti e Confindustria Udine, Danieli e Prefettura di Udine. È importante incontrare gli studenti, condividere con loro quelle che sono le scelte di vita, le conseguenze delle scelte di vita, e quest'anno si è proprio voluto portare delle storie. Un messaggio che è stato più volte ribadito è stato quello di non abbiate paura ragazzi a raccontare quello che succede, non abbiate paura a confidarvi. Assolutamente sì, non abbiate paura, infatti il lavoro della Polizia di Stato è anche quello di prevenzione e soprattutto di prevenzione. L'invito è parlarne per ragionare, parlarne per condividere, parlarne per venirne fuori alla meglio. Stenta a decollare il protocollo anti-Covid firmato dalla Federazione per evitare di bloccare i campionati tra squadre che chiedono di rinviare, carte che non arrivano, come il caso di Buiese, Maniago, Vaionte. Di questo, come di Udinese, UEB, Gesteco, Cividale, si parlerà in Sport FVG subito dopo questa edizione del nostro telegiornale, che termina qui. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata in compagnia dei programmi di Telefriuli. Arrivederci.